programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Un gran bel, anzi buon Vinitaly, quello appena conclusosi con il record di presenze straniere che Cronache Trevigiane vuole presentarvi in una puntata speciale, la prima di due, dove andremo a scoprire alcune curiosità e particolarità. La 45esima edizione infatti ha chiuso a quota 156.000 visitatori, dei quali oltre 48.000 esteri, con un più 3% rispetto allo scorso anno, a testimonianza che la fiera è sempre più internazionale e soprattutto cercata dagli addetti ai lavori. Nelle giornate business, quindi escluso sabato e domenica, l'afflusso è stato in crescita del 10%. Positivi i riscontri e l'analisi anche del governatore del Veneto, Luca Zaia, che guarda con fiducia anche all'evolversi delle sfide tra le bollicine italiane e i cugini d'Oltralpe, quindi quelli dello Champagne. Noi ci presentiamo come prima regione d'Italia per produzione con 8.300.000 ettolitri. Abbiamo oggi l'export che vale il 30% dell'export nazionale e dei numeri inconfutabili, nel senso che sono numeri che ci danno ragione sul fatto che siamo sulla strada giusta. Quest'anno noi andremo a 353 milioni di bottiglie di Prosecco contro i 320 milioni dello Champagne, per cui direi che anche questa sfida è vinta e quindi la possibilità di aggredire per bene i mercati. Il presidente della regione Luca Zaia non ha mancato nemmeno quest'anno di onorare l'appuntamento con i ragazzi dell'associazione Persone Down, che ormai sono dei provetti produttori di Raboso, grazie agli insegnamenti dell'omonima confraternita. Si divertono e sono anche diventati bravi, perché oltre a imbottigliare disegnano anche le etichette. Direi che questo è proprio il sistema per dimostrare che c'è integrazione e c'è anche soprattutto un progetto che sta dando ottimi risultati. Lasciamo quindi per un attimo il Vinitaly e andiamo a scoprire il prossimo servizio di Cronache Trevigiane. Il fotovoltaico sarà il futuro dell'energia, lo sa bene la provincia di Treviso, che da sempre punta su questa tecnologia, che garantisce energia pulita e rinnovabile. Un recente decreto legislativo ha operato dei tagli consistenti proprio in questo settore. L'assessore provinciale alle attività produttive, Michele Noal, ci parla degli interventi posti in essere dall'amministrazione provinciale a favore del fotovoltaico. Abbiamo celebrato una commissione unificata tra lavoro e attività produttive che ha sortito l'effetto di proporre al Consiglio provinciale di assumere una posizione forte che vada in aiuto a una mozione già presentata da parte di molti onorevoli anche della maggioranza in via trasversale, che porta proprio il governo, che impegna il governo a immediatamente mettere mano a questo decreto legislativo, cioè in buona sostanza ritornare alle regole precedenti almeno fino al 31/12/2011, in modo tale che le imprese che hanno già dei lavori in essere e soprattutto i cittadini che si sono già mobilitati per gli investimenti abbiano quelle certezze che fino a ieri erano tali. Un altro settore colpito dalla scure dei tagli pubblici è il trasporto pubblico locale. Anche in questo caso la provincia di Treviso è intervenuta per garantire la qualità del servizio. Gli interventi sono stati molti, tra tutti spicca la fusione delle aziende di trasporto del territorio in un'unica realtà. Ma sentiamo sul tema l'assessore Noal. Abbiamo un asso nella manica, cioè la fusione. Da poco è stato sottoscritto da parte dei soci pubblici la volontà di procedere alla fusione, che porterà efficientamento, efficacia, minori costi in buona sostanza, per cui potremmo avere quei benefici importanti che andranno a mitigare appunto l'effetto dei tagli. La 45esima edizione del Vinitaly passerà alla storia anche per uno straordinario progetto che ha visto l'unione tra una cantina di produttori e il famoso Teatro La Fenice di Venezia. Proprio il prezioso brand della Fenice è stato impresso nelle bottiglie della Viticoltori Ponte, che ha la sede principale proprio a Ponte di Piave nel Trevigiano. È stata definita una partnership intelligente che porterà la cultura del vino di casa nostra e la stessa vocazione culturale della Fenice ai 4 angoli del mondo. Sentiamo come definisce questa sinergia l'assessore all'agricoltura del Veneto, Franco Manzato. Significa avere genialità da una parte e avere capacità di visione
rispetto a quello che succederà anche in futuro, per esempio nei vini internazionali. Si è costituita la DOC Venezia, significa che ci presenteremo nel mondo con un brand importantissimo come quello di Venezia. Unire i prodotti della cantina di Ponte di Piave con la Fenice, teatro di Venezia, significa aver visto lungo. Ampiamente soddisfatto intanto il presidente della Viticoltori Ponte, Giancarlo Guidolin. Dà una grande soddisfazione e dà un'opportunità di far conoscere il nostro prodotto nel mondo e in modo particolare nei paesi dove appunto si apprezza la cultura di Venezia, la storia di Venezia e il teatro, la Fenice, che è il simbolo di questa città. Sulla stessa lunghezza d'onda il sovrintendente della Fenice, Cristiano Chiarot. Il Teatro della Fenice da qualche anno vuole mettersi in rete con il territorio, con gli aspetti economici ed imprenditoriali più interessanti, più intelligenti e più vivaci, come crediamo siano le caratteristiche del nostro teatro. E stiamo sviluppando un'azione di marketing commerciale di assegnazione del nostro marchio depositato in vari settori merceologici. Il vino ci sembrava quello che avvicinasse in qualche maniera alla nostra storia, alla nostra cultura e il territorio. Abbiamo avuto varie proposte selezionate e alla fine abbiamo deciso di costruire questo vino millesimimato, il rosé e il pinot grigio assieme alle cantine Ponte, perché dopo varie ricerche la qualità che noi volevamo, che noi non eravamo disposti ad erogare, avevamo trovato in questo vino. Ma come si svilupperà quindi il progetto? Questo progetto si sviluppa con sul mercato, con una promozione da parte della cantina su tutti i mercati americani, Nord Europa e Est asiatico, anche sul mercato italiano. Naturalmente noi puntiamo più ai mercati esteri e si svilupperà con un contributo ogni bottiglia che verrà dato al sostentamento del Teatro della Fenice. La gamma dei vini della Viticoltori Ponte, marchiata col brand La Fenice, comprende il prosecco millesimato DOC, un rosé extra dry spumante, un cabernet sauvignon e un pinot grigio prodotto con la nuovissima DOC Venezia. Mettiamo sul mercato questo prodotto con questa importante collaborazione, ma dentro c'è il prodotto della DOC Venezia, questa nuova DOC istituita a fine 2010 e che deve valorizzare il nostro prodotto vitivinicolo, il nostro vino, naturalmente collegato a questa città di Venezia che noi naturalmente non apprezziamo perché l'abbiamo fuori dalle porte, ma nel mondo è la città più apprezzata. È una grande opportunità per tutta la viticoltura trevigiana e veneziana. È giusto quindi regalarci un brindisi alla cultura di casa nostra. E mentre Cronache Trevigiane vi offre una delle sue rubriche, ci prepariamo tra poco a scoprire chi ha vinto un concorso per barman che dovevano mettersi alla prova con uno straordinario distillato di soli 21 gradi. Gas, energia elettrica, fotovoltaico, 3 servizi ed un unico fornitore, Ascotrade, la società del gruppo Ascopiave divenuta punto di riferimento del territorio per i servizi energetici. Sportelli territoriali diffusi, operatori locali, personale competente ed esperto ed un servizio trasparente e corretto. Queste le qualità del servizio Ascotrade, partner ideale per instaurare un rapporto di fiducia e risparmiare sulle utenze. Ascotrade è un'azienda di eccellenza della nostra terra che ha saputo emergere grazie ai cittadini e agli imprenditori che vi hanno riposto la loro fiducia e che sono stati ripagati da un servizio di qualità e da tariffe competitive. Contattate con fiducia Ascotrade. Gratuitamente gestirà tutte le procedure per attivare una nuova fornitura, senza alcuna interruzione del servizio e senza alcun intervento sugli impianti. Per ridurre il consumo di gas in cucina, collocate pentole e padelle sulla piastra di dimensioni adeguate, copritele con un coperchio e utilizzate, se possibile, pentole a pressione per ridurre i tempi di cottura.
Acqua 21 Cocktail Competition. Questa è un'altra novità del Vinitaly 2011 che Cronache Trevigiane ha voluto seguire. Primo perché Acqua 21 è davvero una innovazione, si tratta di un distillato di soli 21 gradi creato da Roberto Castagnier. Poi perché Acqua 21 è stato l'ingrediente base della gara tra 30 barman, 5 i finalisti, per dar vita al cocktail italiano. Acqua 21 lancia una sfida del cocktail tutto italiano. La grappa non è mai entrata nei cocktail perché ha troppa personalità, troppo carattere. Bisognava inventare un distillato leggero come l'Acqua 21 per poter convincere i barman italiani prima a poterla mettere nei loro cocktail. Non bisogna bere, bisogna bere per gustare, per piacere. Un cocktail può durare anche un'ora nella sua degustazione. L'impressione anche di barman è che il cocktail italiano esiste perché loro ci credono, perché usare materie prime made in Italy deve essere un valore aggiunto per il cocktail mondiale. A vincere la prima edizione dell'Acqua 21 Cocktail Competition è un barman dell'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo, o bisognerebbe dire barwoman, visto che si tratta di Ursula Chioma che ci presenta il cocktail vincitore. Il nome del mio cocktail 1861 proprio in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Gli ingredienti naturalmente acqua 21, Aperol, succo di mandarino fresco, mapo e dello sciroppo di fragola shakerato. Nella stessa straordinaria serata della competizione per barman si è svolta anche una speciale premiazione del premio Fuori Classe che prende il nome proprio dall'omonima grappa. Nuovo Fuori Classe ad honorem Alessandro Vardanega, presidente di Unindustria Treviso. Fuori Classe è un modo per rendersi conto che alcune persone hanno un talento in più, che servono a tutti, che portano avanti gli obiettivi di tutti, che non fanno solo il proprio tornaconto ma quello dell'intera collettività. Alessandro Vardanega stasera è stato premiato Fuori Classe non solo da me ma da tutti gli industriali di Treviso. E sentiamo allora il nuovo Fuori Classe come ha accolto la notizia. Roberto è un imprenditore lungimirante che fa dell'innovazione il fiore all'occhiello della propria azienda. E certamente questo premio io lo considero dato soprattutto agli imprenditori trevigiani che io ho l'onore di rappresentare tramite la presidenza di Unindustria Treviso, e soprattutto anche un premio, un riconoscimento alla capacità di questa associazione di guidare una grande trasformazione del territorio, che è una caratteristica di questa fase. Un futuro che vedrà un sistema produttivo trevigiano probabilmente più forte rispetto dal quale eravamo arrivati, più internazionalizzato, con una maggior propensione all'innovazione, in un rapporto anche col mondo della scuola e con i centri di ricerca, con le università, molto più strutturato rispetto a quanto non era nel passato. Con questo Fuori Classe si chiude la prima parte di Cronache Trevigiane, che torna tra poco con ancora tanto Vinitaly, non prima di assaporare però con gli occhi, si intende, questi frutti di stagione. Oggi la bontà, la freschezza e la genuinità dell'asparago bianco di Cimedolmi GP sono garantite dalla nuovissima confezione. Scegliela rossa o verde, cambia il calibro, non la qualità. È un'esclusiva ApoVF.